Siamo in compagnia di Martin Ginestari, il tecnico del Montecchio Precalcino, sconfitta 7-2 per la sua squadra contro la BDL Minimotor Correggio al Palasport Dorando Pietri. La sua analisi sulla partita, mister. Bueno, buonasera a tutti. Niente, veramente che complimenti a Correggio, ha fatto una partita giusta, ha giocato benissimo. Noi sempre uguale, si gioca fino alla fine, mai abbiamo, come si dice in Argentina, abbiamo lasciato la partita e si è giocato con lo che dobbiamo fare. Penso che non mi piace parlare tantissimo dell'arbitro perché non è per l'arbitro, però ha fatto un fallo che ha condizionato un giocatore nostro che è importantissimo con due blu che veramente non lo so simbolo, però dai. No. Il riferimento era Franco Giuliani che ha ricevuto il doppio cartellino blu nel corso della partita? Sì, dopo se guarda veramente che no. Io lo so che magari l'arbitro conosce un po' a Franco come gioca e non voleva che la partita, non lo so. Niente, se deve lavorare di più, adesso se gioca mercoledì un'altra partita, la classifica del quarto posto all'11, al 10, penso che siamo ahí a 2-3 punti, quindi niente, si deve lavorare e basta. Ecco, facciamo una valutazione un po' su questa partita. Siete andati sotto nel punteggio per 3-0, poi in quei 2 minuti tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo tempo sono arrivati i gol di Michele Andrea Dalla Valle che avevano riacceso le speranze nella rimonta. È stato il gol del 4-2 di Gabriel Tudela a interrompere, secondo voi, quella situazione, quel momento che era decisamente favorevole al Montecchio Precalcino? Sì, abbiamo segnato ahí quasi alla fine del primo tempo, dopo è cominciato il secondo tempo, abbiamo segnato, era 4-2, io penso che 5-2 è peggio, perché dopo di un 2 contro il fondo abbiamo preso un contrapiedi che niente, sbagliamo tantissimo in quello, però niente, la squadra nostra è così, si deve lavorare di più, la fiducia nei ragazzi c'è sempre, quindi niente. Un ultimo cenno sulla partita che vi vedrà protagonisti mercoledì in casa contro il Pico Mirandola. Che gara vi aspettate? Noi tutta la partita per noi sono importantissima, dobbiamo giocare fino alla fine come te l'ho detto prima, con la testa e bueno, se debemos llegar tantissimo cosas in difesa. Niente, si deve giocare 5 contro 5, una pallina e basta. In bocca al lupo al mister e in bocca al lupo al Montecchio Precalcino per il proseguimento della stagione. Ok, va bene, grazie a te.